Mandi a tutti, un grande saluto a tutti, mandi a tutti. Dobbiamo nuovamente, sia pure a distanza di poco tempo, ritornare ancora una volta, sempre sulla tematica, sulla questione, sul grosso problema del divieto del terzo mandato, attualmente vigente per quanto riguarda il presidente della nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Abbiamo già pubblicato i video che vi linko qui sotto in descrizione, su una questione però sulla quale dobbiamo assolutamente tornare. Perché? Perché sono le stesse pubblicazioni sulla stampa locale che ci obbligano a riprendere in mano questa problematica. Perché? Perché siamo sostanzialmente ancora in campagna elettorale, o meglio referendaria. È lo stesso nostro presidentissimo Federiga che viene continuamente intervistato dalla stampa regionale, dalla stampa locale, sulle ipotesi sempre più ricorrenti ed esplicite di una sua eventuale riconferma, non solamente nel 2023 a seguito della prima elezione del 2018, ma anche nel 2028, addirittura per una terza ipotetica volta. Ecco, auguriamoci che questa ipotesi non si concretizzi, perché attualmente sarebbe vietata dalla legge regionale sulla forma di governo, come abbiamo già spiegato più volte, insomma, nei video che vi linko qui sotto in descrizione. Ecco, potete eventualmente riguardarli. Quello che veramente lascia di stucco, io sono realmente preoccupato, è proprio il totale ribaltamento della realtà che viene portato avanti sulla stampa, perché è lo stesso presidente che non nasconde le proprie mire per il 2028. Federiga non vuole proprio ritornare a casa, non vuole proprio ritornare a lavorare. È egli stesso che conferma quello che già si sapeva, ovvero sia, insomma, per l'ennesima volta viene pubblicata un'intervista con virgolettati, per cui insomma è chiaro qual è l'intento, ma non solo, si parla di questa intenzione come di, come dire, un obiettivo, insomma, per la valorizzazione della democrazia, che in realtà, insomma, sarebbe ben altro, perché qui il rischio invece è quello di una deriva plebiscitaria che, come dire, svuoti completamente il sistema democratico in realtà, consolidando delle posizioni di potere in favore dei presidenti uscenti, che diventerebbero sostanzialmente delle personalità difficilmente amovibili, e sostanzialmente rischierebbero di far incancrenire il sistema. Per cui siamo davvero insomma in una situazione surreale nella quale viene spacciata per democrazia una forma di governo non solamente presidenziale, ma addirittura presidenzialista, senza alcun limite, no? Viene presentata l'ipotetica rimozione dell'unico reale limite al potere presidenziale dell'organo di vertice regionale, capo di tutta l'amministrazione regionale, un organo potentissimo che è in grado di ricattare addirittura il Consiglio regionale, che già sta centrando su di sé un potere eccessivo,
per la tenuta stessa degli equilibri del sistema democratico, e, si sta spacciando la rimozione dell'unico vincolo, quello al secondo mandato, e del conseguente divieto del terzo mandato, attualmente previsto dall'articolo 20, commi 3 e 4 della legge regionale 17 del 2007 sulla forma di governo, espressamente prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale, come qualcosa di anacronistico, di qualcosa addirittura di antidemocratico, che impedirebbe ai cittadini di riconfermare, se lo desiderano, l'attuale vertice dell'amministrazione regionale. Ecco, dopo 10 anni di potere, non bastano 10 anni, per cui insomma è evidente quali sono i grossi rischi che incombono sulla regione, poiché è viceversa, diciamo, anche il ricambio, no, della classe politica, l'unica garanzia per un buon governo, per prospettive nuove, per come dire, un sistema più equilibrato, fondato su una effettiva divisione dei poteri. Ecco, quindi davvero si sta cercando di far sterzare la nostra regione verso un sistema non solo presidenziale, ma addirittura presidenzialista, che mal si concilierebbe anche con la sua natura quantomeno duale dal punto di vista geografico e storico, con la sua natura pluralistica, ad esempio quadrilingue dal punto di vista linguistico e culturale. Insomma, già la forma di governo presidenziale, com'è attualmente congegnata, mal si concilia con la nostra realtà regionale, in realtà, e si continua a presentare ai cittadini la possibilità di confermare il reuccio locale, il ducetto locale, come se fosse un illusorio accrescimento dei loro diritti elettorali. In realtà, qualora passasse questa riforma, qualora si concretizzasse questa ipotesi alla scadenza naturale di questa 13ª attuale legislatura regionale nel 2028, il corpo elettorale regionale perderebbe qualsiasi reale potere di influenza dei vertici regionali, che si vedrebbero assolutamente rafforzati. Ecco, si arriverebbe a copiare da uno Zaia qualsiasi. È questa figura evocata anche dalle ultime interviste rilasciate dal nostro presidentissimo Federica. Ebbene, il presidente dei nostri grandi e potenti vicini veneti, l'altro presidentissimo leghista per modo di dire, in realtà, insomma, della grande, popolosa e sempre più potente, sempre più influente regione Contermine, insomma, è citato quasi a modello dal nostro Massimiliano Federica. Ma di che modello si tratta? È un modello che è già al suo terzo mandato. Per quale motivo? Semplicemente perché la Regione del Veneto ha ritardato l'approvazione della sua legge elettorale regionale per consentire alla presidenza quello che già adesso, dopo il 2020, è già adesso il terzo mandato, perché il limite del secondo mandato è stato recepito solo prima dell'elezione presidenziale veneta del 2015, mentre
il primo mandato di Zaia risale addirittura al 2010, ecco, alla prima elezione presidenziale di Zaia, che si svolse sotto il regime elettorale, diciamo, transitorio statale, ecco. E insomma, già è stato consentito troppo a una personalità che rischia di strabordare, ecco, che rischia di avere influssi geopolitici negativi sulla nostra piccola regione, sia a statuto speciale, ma politicamente debole, a maggior ragione finché durerà questa omogeneità partitica, politico-partitica tra le due presidenze di queste due regioni confinanti. Sarebbe molto utile anche dal punto di vista geopolitico, viceversa, per il Friuli, riuscire a rompere questo tandem leghista al prossimo giro. Per cui in realtà anche sulle questioni geopolitiche è vero proprio il contrario di quanto affermato da queste interviste, da queste ennesime interviste rilasciate da Massimiliano Fedriga. È vero proprio il contrario. Bisognerebbe lasciare tutto così com'è nella nostra regione, che viceversa in Friuli Venezia Giulia ha recepito prima quello che è l'attuale vincolo al secondo mandato, con conseguente divieto del terzo mandato nella propria legge elettorale sulla forma di governo, la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia 17 del 2007, già più volte citata. Bisogna tentare in tutti i modi di ostacolare queste riforme anche per evitare che i nostri grandi e potenti vicini, che non nascondono le loro mire sulla nostra regione, possano, come dire, incrementare anche nel tempo la loro influenza su di noi, influenza che potrebbe essere davvero deleteria, perché se i friulani fanno fatica a tenere a bada meno di 250.000 triestini, immaginiamoci che cosa potrebbe succedere nei rapporti con più di 4 milioni di veneti per passare dal confine orientale a quello occidentale del Friuli. Per cui davvero il nostro Friuli è sempre più debole, è sempre più minacciato da tutte le parti, anche in considerazione dei rischi geopolitici che sono innegabili per chiunque guardi esclusivamente agli interessi del Friuli. È davvero necessario che nel 2028, in occasione della prossima 14ª legislatura regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, vi sia un cambio al vertice. Ecco, per cui bisogna difendere con le unghie e con i denti l'attuale legislazione sulla forma di governo, che avrà tanti limiti e difetti, ma almeno presenta, insomma, ha conservato quest'unico vincolo in grado di difendere una democrazia non plebiscitaria, non svuotata, non illusoria, non, come dire, lontana dai reali interessi della gente, perché si illude chi pensa di riuscire a condizionare per 5 anni il presidente eletto direttamente, perché l'elezione diretta presidenziale che cosa comporta? Viceversa, una delega in bianco di poteri pressoché totali a una singola persona. Molto pericoloso che diciamo così tanto potere venga detenuto da un singolo che comanda su tutto e tutti in regione per così tanto tempo poi.
ecco. Quindi pensiamo bene a quello che facciamo e facciamo di tutto per aprire sin da ora una campagna referendaria per approfondire quelle che devono essere le ragioni di salvaguardia dell'unico reale limite previsto dall'attuale legislazione elettorale regionale sulla forma di governo, a garanzia del nostro sistema democratico in questa regione. Ecco, già è stato un errore innestare nella nostra realtà così particolare la forma di governo a elezione presidenziale diretta, che è, diciamo, la forma di governo delle regioni a statuto ordinario, che va per la maggiore in Italia. E questa congiunzione politica, partitica, geopolitica tra queste due presidenze, a mio modo di vedere, eccessivamente legate tra loro, per molti e troppi motivi, c'è il rischio si trasformi a lungo andare in un quantomeno potenziale pericolo per la stessa esistenza geopolitica e istituzionale del Friuli e di questa stessa regione autonoma, per cui sarebbe viceversa una benedizione che nel 2028 come dire, si verificasse proprio il contrario di quanto auspicato da Massimiliano Fedriga, che nel 2028 si rivede nuovamente per la terza volta alla guida di questa regione. Per cui insomma, auguriamoci che viceversa si possa finalmente godere nuovamente di un presidente friulano al prossimo giro, il che non guasterebbe nei rapporti con tutti i nostri potenti vicini, siano essi orientali ma anche occidentali, perché ricordiamoci sempre che il Friuli è condannato dalla geopolitica a doversi guardare le spalle un po' come i tedeschi, su entrambi i fronti. Ecco, siamo purtroppo chiamati dalla geopolitica a combattere per la nostra stessa sopravvivenza, per quel briciolo di autonomia che ci è rimasto in condominio con Trieste finché dura, siamo chiamati a stare ben attenti a tutte le evoluzioni, anche solamente possibili, non solamente a Oriente nei rapporti con Trieste, ma anche a Occidente nei rapporti col Veneto. Per cui devo rinnovare davvero i miei inviti a stare attenti, i miei inviti a far girare questi video che vogliono essere di controinformazione, vogliono essere un controcanto rispetto al mainstream che vedo ormai diffusissimo anche a livello di stampa regionale locale. Ecco, bisogna organizzare anche un comitato referendario che sia trasversale, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista geopolitico, per salvaguardare anzitutto la democrazia, ma anche un rapporto più equilibrato, non solamente con Trieste, ma anche la salvaguardia della stessa esistenza di questa autonomia regionale speciale nei rapporti con una regione del Veneto che anche grazie ai potenziali sviluppi di un'autonomia differenziata così tanto rivendicata potrebbe giungere
a un esito paradossale di svuotamento, ed io non voglia addirittura di superamento di questo statuto speciale. Per cui, massima attenzione su entrambi i fronti. Ci risentiamo, temo prossimamente su questa grande questione che potrebbe essere strategica e vitale, per l'esistenza stessa della nostra autonomia e non solamente per la salvaguardia, ehm, di una, minimale democrazia che sia reale, autentica, vera e non completamente svuotata, da una deriva plebiscitaria sempre più evidente che va in ogni modo ostacolata. Per cui, vi ringrazio se potrete collaborare ad andare controcorrente, a remare contro, ehm, a ogni costo, insomma, per salvare le ultime garanzie, di normalità, ehm, che sono rimaste a questo sistema che sta veramente, degenerando oltre ogni limite. Grazie e mandi.